Allora, dopo passiamo la parola di nuovo a Federconsumatori per parlare delle caratteristiche del servizio a tutele graduali, però prima volevo sapere da lei segretario le comunità energetiche di cui si è parlato, perché voi puntate l'accento anche su questo? Noi puntiamo l'accento su questo. Finalmente un po' di chiarezza sulle utenze vulnerabili, grazie e complimenti, grazie ai nostri telespettatori. Dobbiamo rispondere a questa? No, beh, lo ringraziamo. No, no, niente, noi puntiamo molto sulle comunità energetiche, primo perché interviene per quanto riguarda il discorso di energia rinnovabile e quindi di non utilizzare più le energie fossili. Prima questione. L'altra questione è quella che viene prodotta, diciamo, mediante pannelli solari o altre forme, e le comunità energetiche sono quei soggetti che, come posso dire, che un gruppo di privati o di enti pubblici ad esempio, costituiscono questa comunità, determinano, diciamo, l'utilizzo di queste diciamo, strutture che sono i pannelli fotovoltaici o altre forme di energia rinnovabile, e hanno 3 soggetti che contribuiscono a queste comunità energetiche, che sono chiamati consum, e ci sarebbe chi consuma però non la produce, l'energia. C'è chi invece, diciamo, è un produttore, cioè produce l'energia e la mette in rete, stop, e c'è chi, il terzo soggetto, che la produce e anche la consuma. Cosa significa questo? Significa che se noi realizziamo e le mettiamo in campo queste diciamo, forme di energia, io posso anche intervenire ed aiutare quel soggetto debole che non può né fare il pannello voltaico né avere altre forme. Mediante questa forma, che è quella, diciamo, del consumo, questo soggetto partecipa alla comunità e quindi ha un abbattimento dei costi dell'energia. In questa costruzione noi invitiamo le amministrazioni comunali ad essere i soggetti attori di questa cosa, anche perché l'Italia ha l'obbligo di arrivare a ridurre l'energia, diciamo, in un modo, e i tempi che sta attuando, e pur avendo finanziamenti sia dal PNRR sia la Regione Veneto ha fatto una leggina, ha messo poco, però ha messo 250.000 euro per il 2023 e 250.000 euro per il 2024, invitando proprio amministrazioni a intervenire su questa materia, cioè a costruire nello stesso tempo la possibilità dei comuni, perché è ovvio che nel momento in cui io vado a costruire ho dei costi nella comunità energetica, devo fare un atto, diciamo, di costituzione, che può essere una forma cooperativa o altro tipo. In questa forma di costituzione che faccio, io però, se la rendo funzionare, diciamo, funziona, recupero le quote che stanno deliberando, attualmente 110 euro per chilo che viene restituito, diciamo, sulle emissioni, quindi anche quel comune che può intervenire, che può essere lui il soggetto che trascina, diciamo, i cittadini ad intervenire su queste comunità, può recuperare, diciamo, anche il finanziamento che può avere dalle risorse che rientrano, quindi dà un beneficio, e quindi si evita di produrre ulteriore CO2 in atmosfera, quindi si interviene sull'ambiente, si interviene sul fatto dei cittadini, si dà una risposta anche ai soggetti più deboli. Certo, quindi questo è importante, insomma, esserne a conoscenza. Un altro messaggio: ma è mai possibile che devo controllare io la bolletta di mia madre di 89 anni perché è un vero casino leggerla? Poveri anziani, questo mondo tecnologico non fa per loro, anzi. Ecco, a questo proposito, Federconsumatori, voi potete dare anche una mano a chi si trova in difficoltà a comprendere la bolletta e a porre attenzione anche nella scelta di un operatore anziché un altro? Sì, chiaramente non possiamo fare pubblicità, però possiamo dare delle indicazioni in linea di massima che, se volete, posso dare anche adesso, cioè scegliere un fornitore che sia conosciuto, quindi o importante a livello nazionale o che abbia una forte base a livello locale, che abbia preferibilmente un punto vendita, un negozio, perché così, se abbiamo un problema, possiamo andare direttamente lì e parlare con qualcuno senza dover stare 20 minuti al telefono prima di trovare un operatore libero. E per fortuna, aggiungo, dall'anno prossimo ci sarà la bolletta 2.0, è stata presa questa decisione dall'ARERA, che dice che appunto dal prossimo anno, dall'estate prossima, tutti i fornitori avranno il frontespizio della bolletta, la prima pagina della bolletta uguale e identica tra di loro, in modo che sia più facile per noi confrontarle l'una con l'altra con un fornitore piuttosto che un altro, e questa è una grande notizia. Cerchiamo sempre di batterci perché le bollette siano il più comprensibili possibile. Tutte le volte che abbiamo fatto delle conferenze in provincia di Padova o anche nel Veneto,
Molte persone hanno detto sì, ma io la bolletta, tutte queste voci non so cosa sono, non riesco a leggerla, non capisco quello che sto pagando e questo sì è un bel problema. Certo, anche se bisognerebbe comunque semplicizzarla operativamente perché sono tanti soldi che poi ci si rende conto, se anche non si accende l'energia elettrica la si paga e insomma ci sono spese fisse di non poco conto. Abbiamo anche un ulteriore slide che vorrei che lei ci spiegasse perché riguarda le caratteristiche del servizio a tutele graduali di cui abbiamo fatto cenno, ovvero la fatturazione bimestrale, le garanzie richieste al cliente, ce ne parla un attimo? Allora, innanzitutto specifichiamo che il servizio a tutele graduali è destinato ai non vulnerabili che al 30 giugno saranno ancora con la maggior tutela. Quindi se qualcuno adesso, magari mentre vi illustro le caratteristiche del servizio a tutele graduali, si rende conto che gli piacerebbe passare al servizio a tutele graduali per i prossimi 3 anni, ha ancora qualche giorno di tempo per fare richiesta di rientrare nella maggior tutela ed essere poi traghettato. Poi per il resto, quali sono le caratteristiche del servizio a tutele graduali? Sono fondamentalmente ereditate dalla maggior tutela, fatturazione bimestrale, quindi bollette ogni 2 mesi. Se si sceglie di pagare con l'addebito sul conto corrente o sulla carta di credito non c'è una cauzione, invece nell'altro caso c'è un deposito cauzionale che chiaramente più kilowatt ci servono. Se abbiamo i classici 3 kilowatt sono 11,55 € per 3, se invece magari abbiamo i pannelli solari o abbiamo più necessità aggiungiamo kilowatt, quindi ci sarà una cauzione un po' più corposa ma che poi alla fine ci verrà restituita e le modalità di pagamento sono quelle classiche. Forse la cosa più interessante da dire sul servizio a tutele graduali è che l'operatore con cui ci troveremo con le tutele graduali appunto varia in base alla zona e alla provincia in cui ci troviamo. Ad esempio i cittadini della provincia di Padova e di Venezia e di Rovigo che passeranno alle tutele graduali dal 1° luglio lo faranno con ERA. E invece per le altre province del Veneto la gara se l'è aggiudicata Enel, quindi io già prevedo che riceveremo diverse chiamate di persone che dicono: ah, ma io prima ricevevo le bollette dal Servizio Elettrico Nazionale, adesso ricevo le bollette da ERA, che cosa è successo? Certo, quindi stare attenti in particolar modo a questo. Le modalità di pagamento poi possono essere scelte o domiciliazione bancaria oppure bollettino, no? Sì, i classici metodi di pagamento, niente Perfetto. di particolarmente innovativo. C'è da aggiungere qualche cosa a questo riguardo, segretario? No, mi pare che sia su questa questione tenga presente che uno può anche essere, diciamo, no, vulnerabile, però non aver scelto, può rientrare, rientra all'interno lì, può uscirne, però può cadere di rientrare lì all'interno, quindi certo. È importante far capire ai soggetti vulnerabili che gli conviene rientrare nel mercato tutelato in sostanza. Perfetto, vediamo anche la slide che fa capire se uno vuole rientrare nel servizio tutelato perché si è reso conto che appunto avrebbe diritto a restarci, cosa può fare, cioè richiesta espressa utilizzando il modulo messo a disposizione dell'operatore. Ma sostanzialmente chiedo a lei, Paola del Federconsumatori, la scelta migliore quale è per voi? Allora, chiaramente se una persona vulnerabile ci dice io mi trovo bene nel mercato libero, sono nel mercato libero, per carità, può restare, ma noi consigliamo anche per ragioni di tranquillità, di comodità e anche secondo me per lanciare un segnale, perché la tutela della vulnerabilità durerà 3 anni e non sappiamo se verrà prorogata. Io spero proprio di sì e noi ci auspichiamo di sì, per cui una persona che dice io voglio restare nella tutela della vulnerabilità, secondo me manda anche un segnale che non tutti vogliono entrare in questa giungla che è diventato un po' il mercato libero e vogliono che essere tutelati anche a livello legislativo da alcune storture un po' del sistema. Tante persone ad esempio ci chiedono ma non c'è un limite massimo che un fornitore può applicare al costo delle materie prime? E la risposta purtroppo è no, perché nel mercato libero valgono le leggi del libero mercato puro e semplice, quindi se un fornitore decide che vuol far pagare l'elettricità o il gas 10 volte quello che è il prezzo di mercato, è liberissimo di farlo e quindi se una persona rimane loro cliente si trova a pagare uno sproposito.
Vabbè, non c'è limite, però a un certo punto si rende conto, poi passa parola, vanno via tutti i clienti, quindi è il modo anche migliore per perdere i clienti, mi sembra, no? Visto che è mercato libero. Messa così sì, però, esatto, messa così sì, però secondo me molte compagnie puntano sul fatto che le persone magari si affezionano o tendono a restare con chi sono sempre stati, soprattutto se sono magari compagnie grandi, famose, conosciute. Chiaro che se una compagnia piccola fa questo comportamento è quasi un suicidio, ma magari un colosso lancia un trend, diciamo, perché se una compagnia grande ha un grandissimo numero di clienti, applica certi prezzi, magari anche le altre concorrenti, comunque grandicelle, si sentono in diritto di poter alzare i loro. È un meccanismo pericoloso. Assolutamente sì. Tornando un po' a noi, quali altri consigli è bene dare in questo momento particolare a chi ci ascolta, a chi è a casa, a chi magari ha anche una certa età ed è fisiologicamente un po' più vulnerabile? Allora, la risposta che viene spontanea è dire: mi raccomando, siccome sono martellati da telefonate, non accettate quelle per telefono, ma verificare di persona quello che è la tipologia di contratto. Farsi aiutare per loro. E quindi su quello noi siamo a disposizione per aiutarli. Diciamo, infatti vediamo un po' con la slide anche con quale sedi. Siamo a disposizione per aiutarli, per dargli la possibilità di verificare questo tipo di situazioni, di dargli consigli onde evitare di trovarsi poi in una situazione di difficoltà, anche perché determinati contratti prevedono anche, è vero che si può cambiare quando si vuole, però alcuni prevedono anche un costo, di mancato: se vado via prima gli faccio pagare la penale, quindi bisogna evitare anche di vedere attentamente che non ci siano penali rispetto al fatto, perché ci sono anche contratti che... Ma è ammissibile che ci siano? Chiedo a Federconsumatori, è ammissibile che ci siano queste ancora le penali previste per un caso di cambio di idea, di operatore? Sì, in realtà sono state introdotte anche da poco, reintrodotte le penali nel mondo dell'energia. Dal 2024, appunto, dal 1 gennaio 2024, esatto, recentissimo, proprio con la fine del mercato tutelato, hanno infilato dentro anche questo allora dettaglio state anche abbastanza attenti anche a questo. Infatti, grazie mille. Sì, perché le penali devono essere scritte però nel contratto obbligatoriamente, per cui se nel contratto non sono scritte non possono essere applicate. Perfetto, allora però leggete attentamente, se no fatevi aiutare perché potrebbero essere introdotte col 2024. Allora siamo arrivati al termine. Grazie Paola Damonti, Federconsumatori Padova, di essere stata qui con noi. Grazie naturalmente anche a Luciano Milan, segretario generale SPCGL di Rovigo, per averci supportato con i consigli e suggerimenti. Per ora, insomma, avete capito, le sedi dello SPI, anche del Federconsumatori, sono presenti in tutto il territorio. Prima di firmare, decidere, cambiare, fatevi consigliare, fatevi supportare da chi segue tantissime pratiche e ha maggiore esperienza. Buon proseguimento e grazie.